Adesso siamo in diretta. Care amiche, cari amici, compagne e compagni, i lavori dell'ABI iniziano da oggi per tutto l'autunno, speriamo nel modo migliore possibile. Purtroppo iniziano con una brutta notizia. Nei giorni scorsi è venuto a mancare un caro amico e un caro compagno, che penso che tanti di voi hanno conosciuto. Parlo di Orazio Davoli, un uomo che è sempre stato vicino alle problematiche sociali e le ha interpretate con la sua militanza. È stato sempre vicino ai più deboli, è stato un internazionalista, è stato un grande insegnante, un grande educatore, perché ha chiuso la sua carriera scolastica insegnando all'Istituto Agrario di Nuoro, dove credo che sia stato il luogo in cui ha svolto tutta la sua carriera. Quindi una persona assai conosciuta da tanti e tanti studenti. Lui è stato militante di Rifondazione Comunista, è stato militante dell'Associazione Italia-Cuba e dalla prima ora è stato un iscritto dell'ANPI. Quindi, come dire, un uomo che nella sua vita si è sempre schierato da una parte, è stato sempre preciso sotto questo aspetto e coerente. E quindi proprio per questa sua coerenza, per quello che è stato il valore alla democrazia, alla libertà, lui ha sempre dato durante la sua vita, proprio per questo ritengo che sia importante dedicare questa serata a Orazio Davoli. E per questo vi chiedo a tutti un minuto di raccoglimento e di silenzio, in modo tale che ancora di più questa nostra vicinanza si possa manifestare. Quindi vi chiedo di alzarvi in piedi e facciamo trascorrere un minuto. Bene, diamo inizio alla serata. Buonasera a tutti, grazie per la vostra presenza, una presenza massiccia, digitata. Siamo ancora in piena emergenza sanitaria e quindi dobbiamo rispettare tutte le norme di tutela sanitaria di contrasto alla diffusione del Covid-19. Covid-19 che però non ha fermato l'ANPI, l'ANPI non si può fermare e oggi siamo qui per organizzare, abbiamo organizzato questo evento in favore del no alla vigilia del cosiddetto referendum Italia parlamentare. Il 20 e 25 settembre saremo infatti chiamati a votare per approvare o respingere
la legge di revisione costituzionale che prevede il taglio del 36,5% dei componenti di entrambi i rami del Parlamento, da 630 a 400 seggi alla Camera, da 315 a 200 seggi al Senato. Dovremo esprimere con un sì o con un no le modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari. L'ANPI si è apertamente schierata a favore del no e durante lo svolgimento di questa campagna elettorale referendaria, scusatemi, ha posto al centro del dibattito pubblico una più ampia riflessione sul ruolo della Costituzione, sui continui tentativi di intervenire sulla Costituzione, modificare la Costituzione, ribadendo l'assoluta necessità di una concreta e reale attuazione della nostra Carta Costituzionale, che viene sempre più spesso disattesa, con tentativi sempre più diffusi di trasferire fuori dal Parlamento dibattiti e decisioni che invece devono continuare ad avvenire all'interno delle due Camere parlamentari. L'ANPI è per un netto no, perché riteniamo che sia falso e demagogico ciò che viene detto dai sostenitori del sì, che sostengono che la riduzione dei parlamentari porterà ad un astronomico risparmio. In realtà la cifra risparmiata sarà sostanzialmente irrilevante rispetto alle dimensioni del bilancio dello Stato. Si parla di una cifra di circa 0,007% che corrisponde a 1,35 centesimi per anno pro capite. Siamo convintamente per il no, che siamo contrari ad una riforma che in caso di vittoria del sì aumenterà il discredito per la democrazia, aumenterà il divario tra chi è utente e chi utente non lo è. Si ridurrà il numero dei parlamentari, ma si consegnerà il lavoro delle commissioni ad una ristretta cerchia elitaria, oligarchica, di pochi membri, espressione di pochi partiti, dei partiti più forti, ledendo il lavoro legislativo del Parlamento e il suo controllo sull'operato dell'esecutivo. Inoltre sottolineo che in caso di vittoria del sì, la rappresentanza della Sardegna, già compromessa da una legge elettorale regionale antidemocratica, nata per escludere le minoranze, sarà ulteriormente danneggiata. Bene, queste sono di altro si parlerà questo pomeriggio, questa sera, partendo dagli interventi dei nostri ospiti, dei nostri relatori, che saluto, che ringrazio per essere qui con noi e che vi presento. Giovanna Angius, dei Comitati Sardi per la Democrazia Costituzionale, di Roberto Loddo, del Manifesto Sardo Online e del Comitato Sardo per il No. Dopo le relazioni dei nostri ospiti ci saranno il tempo e lo spazio per poter poi aprire il dibattito e quindi mi auguro che dopo le vostre relazioni ci possano essere degli interventi. Quindi lascio la parola all'avvocata Giovanna Angius. Intervento. Questo posso toccare. Allora, tanto buonasera a tutti. Io sono qui perché devo confessare anzitutto che per lungo tempo ho pensato di votare sì. Quindi vi sconcerterò, ma ho pensato di votare sì. Grazie Salvatore. Allora, il punto è questo, che francamente vedere il Parlamento semivuoto in occasioni importanti per decisioni in cui si devono assumere decisioni importanti,
e i nostri, diciamo, rappresentanti, i pochi che ci sono in quelle occasioni, si trastullano con il loro tablet, con il loro cellulare, insomma, e così. A me questa visione qua ogni volta mi fa venire il volto a stomaco, francamente, guardate, mi provoca una sorta di desiderio di violenza, che è una cosa che tra l'altro mi fa male, perché non è nella mia natura, appunto, pensare a... però questi qua, sinceramente, a me provocano una reazione molto forte e per me dolorosa, perché mi fa star male il pensare che mi si scatena una sorta di desiderio di violenza nei confronti di questi soggetti. E quindi per un certo periodo di tempo ho pensato di votare sì. Allora, ho pensato di votare sì anche perché io non sono sicura che più sono i nostri rappresentanti e più siamo rappresentati. Il problema, secondo me, non è tanto il numero, la quantità, ma è la qualità. È su questo che ci dobbiamo concentrare. Ed è questa la ragione per cui poi alla fine decido di votare no. E sono qui a sostenere il no al referendum. Ma voglio dire, non è che una volta che noi decidiamo di votare no, oppure so, che abbiamo assunto questa decisione, mettiamo pure che il no, secondo me non è scontato che vinca il sì. No, non è scontato perché francamente le stesse forze politiche che hanno votato il sì per il sì in Parlamento, per questa riforma costituzionale in Parlamento, non ne sono più convinte. Per cui almeno molti dei loro partecipanti non ne sono convinti. Quindi io non darei così per scontata la vittoria del sì. Mettiamo che vinca il no. E dopo che facciamo? Cioè siamo contenti? Abbiamo abbastanza rappresentanti? Siamo tutti felici? A me, francamente, quelli che ci sono, io li manderei tutti quanti a casa. Eccetto qualcuno. Qualcuno lo salverei. Però la stragrande maggioranza di quei signori e di quelle signore io le manderei a casa. Quindi vi prego di riflettere su questo. È la quantità o è la qualità sulla quale noi ci dobbiamo battere? Perché io ritengo che se la battaglia la facciamo, e la stiamo facendo, non è che si esaurisce il 20 domenica e lunedì, non dovrebbe esaurirsi domenica e lunedì, dovremmo combattere per ottenere che quella rappresentanza sia una vera rappresentanza di qualità. Perché sia una rappresentanza di qualità? È molto difficile perché sinceramente si dice che tutto sommato, a parte il fatto del risparmio economico che vagheggiano questi dei 5 Stelle, che poi è una falsità, così come ha detto chi mi ha preceduto, di fatto non si risparmia granché, anzi non si risparmia niente, perché poi le spese maggiori non sono tanto dei singoli deputati o senatori che noi paghiamo, ma sono dell'apparato. È l'apparato che costa infinitamente. Ma voi pensate che la Pivetti, che è stata Presidente della Camera, ha ancora diritto ad avere una sede al centro di Roma, ad avere le sue guardie del corpo, ad avere la macchina, ad avere tutto questo. Ma ci pensate? È indagata, è indagata per aver commesso delle truffe, eccetera. Qui abbiamo veramente un panorama sconcertante. Allora, quello che dico io, ma quando si parla di apparato non se ne parla mai. Non se ne parla mai. Cioè, andare a vedere veramente come funziona, non lo facciamo. È faticoso,
non abbiamo gli strumenti, dovremmo fare delle ricerche su internet, ne facciamo quante ne vogliamo, però insomma, non ci preoccupiamo di fare magari quelle che potrebbero darci qualche indicazione in più su come funziona la vita nel nostro paese e soprattutto come funziona la politica nel nostro paese. Allora, quindi quello che io dico è che noi dobbiamo batterci perché ci sia una rappresentanza di qualità. Una rappresentanza di qualità e una rappresentanza idonea per tutte le zone del paese. Perché così come ricordava la Cacciatori, noi non abbiamo una rappresentanza idonea per tutte le zone del paese. Per esempio, basta pensare per questo per quanto riguarda le elezioni per il Parlamento europeo, che noi sardi non riusciamo, avendo un numero ristretto di abitanti, ad eleggere mai nessuno, perché non abbiamo i numeri. Se approvassimo questa riforma, e qua faccio un piccolo inciso, scusate, sono manesca, faccio un piccolo inciso, se approvassimo questa riforma costituzionale, noi ci troveremmo nei guai, perché riducendo il numero degli eletti possibili, noi che abbiamo i numeri diciamo abbastanza ridotti, probabilmente non riusciremmo a eleggere nessuno dell'opposizione se vince la maggioranza, no? Cioè se vince, perché noi abbiamo un sistema, diciamo, misto, elettorale misto. Qua un'altra breve parentesi. Ci dicono, l'avrete sentito 1000 volte, queste cose, la legge elettorale nella fattispecie, non interessano i cittadini, no? E invece devono interessare i cittadini, perché ne va della democrazia, ne va della possibilità di essere rappresentati. A seconda della legge elettorale possiamo avere situazioni di favore o sfavore per la rappresentanza, per esempio, delle minoranze. Quindi, quando ci dicono che sono cose che non interessano i cittadini, ci stanno truffando, ci stanno fregando. Non è facile interessarsi di legge elettorale, perché le leggi elettorali, io ho studiato leggi a suo tempo, però dico che la legge elettorale è una delle cose più, per me è stata una delle cose più complicate da studiare nelle sue varie modificazioni, perché chi ne capisce, chi se ne intende, chi le pratica, conosce tutte le strategie per fregare il prossimo. E purtroppo cosa succede? Che le leggi elettorali quando si fanno, quando si modificano, le si modificano sempre in previsione di un'elezione, perché c'è una forza che in quel momento magari ha la maggioranza in Parlamento o riesce a coalizzare più forze, per cui già sta prevedendo di fregare gli altri, cioè purtroppo è così. Allora, i meccanismi della legge elettorale dovremmo conoscere tutti, però ci dicono che non sono cose che interessano, per cui già è complicato interessarsene. Dopodiché ci dicono che non gliene importa niente a nessuno e anche noi che non siamo gli ultimi e che pure ci interessiamo di politica, spesso ci disinteressiamo. Io personalmente, quando si parla di legge elettorale, subito faccio un passo indietro perché ho paura di affrontare la difficoltà della materia e di cercare di capire quali sono praticamente le fregature che ci stanno dietro. Ecco, lo dico in termini abbastanza spicci. Dunque, tutte le volte che ci dicono che la legge elettorale non interessa a nessuno, ricordiamoci che
ci stanno fregando e che invece è la cosa di cui dovremmo interessarci. In primis, come è stato detto, della legge elettorale che vige qua in Sardegna, che taglia proprio le gambe alle minoranze, cioè le annulla. Basta pensare a quello che è successo come si chiama? Alla, esatto, alla Burgia, alla coalizione di cui faceva parte la Murcia, che non ha messo in consiglio regionale un consigliere, nonostante avesse un numero di voti più che sufficiente. Allora, che cosa voglio dire? Perché adesso ho deciso di votare no. Ho deciso di votare no perché comunque il risparmio economico non lo si fa attraverso il denaro che diamo ai deputati e senatori, ma lo si fa se incidiamo e vogliamo ragionare di apparato, modificare gli apparati. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che nonostante, secondo me, il numero di deputati e senatori sia enorme in Italia, io opterei per un numero inferiore, decisamente, però in questo momento, senza le leggi di riforma che garantiscano una reale rappresentatività a tutti i territori, a tutte le zone della penisola e a tutte le formazioni politiche all'interno della nostra società, della nostra collettività, senza queste riforme, senza una legge elettorale che abbia, insomma, che tenga conto non del domani della forza politica più forte, ma da qui a 50 anni degli interessi della collettività, ecco, senza queste riforme è inutile, anzi è dannosissimo realizzare modificare questi articoli della Costituzione. Tra l'altro, come forse l'ho già detto, che il nostro territorio sarebbe penalizzato perché eleggendo meno deputati e senatori ci troveremmo nella condizione, potremmo trovarci nella condizione di non avere i nostri rappresentanti. Quindi questa è una delle ragioni che mi ha portato a optare per il no anziché per il sì. Però io penso che non è che con questo no noi dobbiamo accontentarci e tornare a casa soddisfatti, seppure ottenessimo la vittoria, perché non abbiamo ottenuto nulla, cioè perché la situazione attuale è una situazione in cui i cittadini, diciamo, non contano niente, non conta niente, sia nella scelta delle persone da candidare, nella scelta delle persone, poi non solo delle persone da candidare, delle persone da eleggere, perché sono i partiti che decidono chi deve essere eletto, come deve essere messo nella lista, e non i cittadini, perché tra l'altro per quanto riguarda i collegi uninominali, noi non possiamo neanche dare le preferenze, quindi cioè tu devi votare quella forza se ti va bene, anche se non ti va bene, e sei bloccato, non fai, cioè se non hai alcuno strumento per dire la tua veramente. Ecco, allora, in questa situazione, voglio dire, noi siamo già in una carenza di rappresentatività, già in una carenza di rappresentatività. Dunque, ritengo che non ci dobbiamo fermare al no al referendum, ma dovremmo organizzare le nostre forze per combattere una battaglia per una reale rappresentatività. Scusate.
a Giovanna Angius, adesso l'intervento di Roberto Lopez. Buonasera a tutte e tutti, grazie per aver invitato al Manifesto Sardo stasera. Vi ricordo che questa iniziativa del No, organizzata dall'ANPI con il sostegno dei Comitati Sardi per la Democrazia Costituzionale e il Manifesto Sardo, il Comitato Sardo per il No, è in diretta Facebook, in diretta YouTube ed è in diretta dalla pagina, dal sito del Manifesto Sardo. Intanto io credo che ci sia davvero di che essere orgogliosi per l'azione coraggiosa che l'ANPI e i Comitati Sardi per la Democrazia Costituzionale, Giovanna Angius, Anna Cacciatori, Graziano, stanno facendo, mettendoci la faccia a sostegno del no. C'è da essere coraggiosi in questa scelta per tutti quelli che decidono di esporsi e di metterci la faccia, perché queste persone hanno deciso di non cadere nella trappola della propaganda dei sostenitori del sì e di non cadere nella trappola del cosiddetto bacio della morte, come l'ha definito Pane Bianco sul Corriere della Sera, il bacio della morte che ha deciso di dare il Partito Democratico e Zingaretti a questo referendum, al sostegno di questa riforma, per una questione di mera sopravvivenza del governo Conte. Io penso che ci siano tanti motivi per dire no. Il no che proponiamo come Comitato Sardo è un no propositivo, è il no di chi vuole rafforzare, come sosteneva Giovanna Angius, il ruolo del Parlamento, dei consigli regionali, delle assemblee. Questo modo di dire no è per noi il modo migliore di dare ossigeno alla democrazia. Perché questa riforma prevede un pericoloso taglio disorganico dal 36,5% dei componenti di entrambi i rami del Parlamento da 630 a 400 seggi alla Camera e da 315 a 200 seggi al Senato. Il Manifesto Sardo, insieme ai comitati sardi, sostiene le ragioni del no nel referendum. Perché? Perché in caso di vittoria del sì, la rappresentanza politica della Sardegna, lo ricordava nella sua introduzione Anna Cacciatori, una rappresentanza politica che è già stata violata e compromessa da una legge elettorale regionale antidemocratica e truffaldina, una legge regionale nata per escludere le minoranze non alleate con le due coalizioni più votate. Rischia questa rappresentanza della Sardegna di scomparire dai luoghi della decisione. Infatti la Sardegna sarà infatti una delle regioni piccole e medie più danneggiate dalla compressione della rappresentatività del Parlamento. La vittoria dei sì, in assenza di quei correttivi ipotizzati e mai attuati, come la legge elettorale proporzionale, con il superamento della base regionale per l'elezione del Senato, la riforma dei regolamenti parlamentari. Ecco, tutto questo con la vittoria del sì porterà a conseguenze disastrose ed effetti collaterali, perché di fatto verranno introdotte soglie implicite di sbarramento che porteranno una larga parte delle cittadine e dei cittadini sardi a non avere più rappresentanza in Parlamento, in particolare al Senato, dove la soglia implicita di sbarramento si aggira tra l'8 e il 10%. Questo è un danno, se vince il sì, al diritto di voto, non solo dei partiti minori che verranno definitivamente cancellati dalla rappresentanza, anche le elettrici e gli elettori dei partiti maggiori perderanno in proporzione questo diritto. Quindi il 20 e il 21 settembre si svolge il quarto referendum costituzionale nella storia della Repubblica, ma il reale obiettivo
dei sostenitori della riforma voluta dai 5 Stelle non è solo quello di approvare la legge di revisione costituzionale in materia di riduzione dei parlamentari, c'è dell'altro. Chi come noi del Manifesto Sardo si occupa di indagare i processi politici e sociali con occhiali in grado di guardare da vicino le disuguaglianze della Sardegna, sa bene che questa riforma intrisa di antiparlamentarismo, populismo, antipolitica è un frutto malato di 30 anni di politiche neoliberiste. E non possiamo far finta che non esista nessuna relazione tra quei soggetti politici e quei poteri che hanno determinato le politiche neoliberiste e queste spinte di riduzione della democrazia. Queste sono spinte pericolose che maturano sempre quando è in atto una crisi della democrazia e dove il rimedio, la medicina consistono spesso nell'onnipotenza della maggioranza e spesso questa onnipotenza della maggioranza è impersonata da un leader carismatico, da un partito che si propone di abbattere il sistema o di superarlo con la cosiddetta democrazia diretta. E ciò che abbiamo di fronte è il risultato di una visione politica contaminata dal populismo autoritario che vuole separare i cittadini dalle istituzioni e che, come ha giustamente dichiarato il professore emerito di diritto costituzionale Massimo Villone, è logorata dall'assenza di partecipazione dei partiti che hanno perso il loro ruolo storico di collettori di domanda di trasformazione sociale e oggi i partiti sono ridotti a ectoplasmi ininfluenti. E la motivazione del taglio della spesa pubblica diffusa dai sostenitori di questa riforma, dai sostenitori del sì, è ridicola, perché questo taglio, fatto tra l'altro in una maniera priva di senso e di ragionevolezza, è riferibile a poco più di un caffè al giorno a cittadino, che è praticamente una cifra irrilevante per il bilancio dello Stato. I veri risparmi per lo Stato li ha ricordati Giovanna Angius. Non si deve tagliare la rappresentanza, non si devono tagliare le assemblee, si devono tagliare i costi della politica, certamente non la democrazia. E quindi il taglio del Parlamento non è che una delle fasi di questo processo. Un processo consapevole che si è attuato insieme alle esigenze e al bisogno dei soggetti politici che hanno difeso il neoliberismo, all'esigenza di smantellare lo Stato sociale, la democrazia, la Costituzione e il Parlamento sono diventati ostacoli di questo progetto di trasformazione sociale che non avrebbe mai ottenuto il consenso senza questo esplicito tentativo di smantellamento della democrazia. Esiste questa pericolosa relazione, esiste una relazione parallela e non casuale con il processo in atto da decenni di deperimento dei sistemi di protezione sociale. È stata definita strategia dell'anoressia e consiste nel condurre lo Stato sociale alla lenta disintegrazione, però mantenendolo sempre in vita. Di questa lenta disintegrazione ne ha scritto molto bene Paolo Borioni nel suo ultimo articolo su strisciarossa.it dal titolo La lezione del coronavirus. Per questo motivo il nostro no non è solo contro il taglio del Parlamento, ma è un no che si deve connettere, si deve unire a tutti quei soggetti politici che in Sardegna praticano il conflitto sociale e che stanno lottando da sempre anche contro quei poteri che hanno scelto di mettere il mercato e le diseguaglianze come motore della società. Io sono convinto che il no possa vincere, che la partita non sia persa, ma che qualsiasi risultato
ci sia dopo il 20 e il 21 settembre, io sarò comunque grato comunque a tutti quei soggetti che compongono il Comitato Sardo per il No, perché con i loro differenti orientamenti che fanno dalle aree indipendentiste di sinistra ai partiti della sinistra della sinistra sarda, da Rifondazione Comunista, i Rossomoni, il PC e tanti altri, sono grato a questi soggetti perché con i loro differenti orientamenti politici e visioni di alternativa della società ci hanno dato l'occasione di produrre un'opportunità di riflessione per la sinistra sarda e per ogni persona che in Sardegna vive sulla propria pelle la violenza di un modello di sviluppo sbagliato, un modello di sviluppo neoliberista, selvaggio e velenoso. Questo modello di sviluppo che abbiamo in Sardegna ha favorito attività da sempre estranee ai nostri territori, ha portato vantaggi solo a una ristretta oligarchia che non ha mai praticato la riconversione delle fallimentari industrie inquinanti. Non solo industrie inquinanti, ma ha favorito anche l'occupazione militare e la presenza delle basi militari e la presenza di fabbriche di bombe. Quindi il nostro no diventa un no politico, un'azione politica collettiva che può creare un argine a quella dimensione politica e culturale della società che vive la riduzione della democrazia come soluzione per tutti i mali. Quindi il nostro no è un no politico che diventa un argine contro quel senso comune purtroppo diffuso che vuole mettere in stand-by il sistema dei partiti e vuole affidarsi a quegli stregoni che stimolano la pancia della parte più fragile della società, strumentalizzando la loro rabbia sociale, strumentalizzando il loro odio, strumentalizzando l'intolleranza, anche attraverso l'illusione di una guerra dei penultimi contro gli ultimi, dei cittadini contro i non cittadini. Per questo motivo, e concludo, penso che la possibile medicina che permetterà di riconquistare spazi di democrazia e contrastare la delegittimazione dei partiti è rappresentata dal rafforzamento di tutte le assemblee elettive. Per questo dobbiamo dire no, perché la nostra regione è già un'isola delle diseguaglianze e in futuro il nostro futuro sarà destinato ad avere sempre meno spazi democratici. L'assetto costituzionale e il Parlamento, l'assetto costituzionale e il Parlamento sono degli strumenti, i pochissimi strumenti che abbiamo a disposizione per difenderci da suggestioni autoritarie e da derive antidemocratiche di chi vorrebbe solo pochi uomini al comando. Quindi la società sarda dovrebbe unirsi per respingere questa controriforma in questi pochi giorni che ci separano dal voto, ma non ci dobbiamo salutare dopo il referendum, dobbiamo continuare la nostra battaglia politica per la legge elettorale proporzionale, per il superamento di questo presidenzialismo velenoso e quindi tutti i movimenti di lotta, tutti i soggetti impegnati nei conflitti sociali, partiti, compresi i partiti indipendentisti e per l'autodeterminazione della Sardegna, dovrebbero rompere il silenzio e connettere le migliori energie per contrastare un futuro senza democrazia, perché senza democrazia non c'è uguaglianza e nemmeno autodeterminazione della Sardegna. Vi ringrazio. O eventualmente domande da porre ai nostri relatori. Allora, intanto, prima che iscritto ad intervenire, Pierluigi, ti chiediamo di intervenire da qui. Ora Posso fare? Ecco, 5-7 minuti.
Noi come Partito della Rifondazione, l'ha già detto prima Roberto, ovviamente siamo impegnati in questa battaglia per il no. Devo dire, siamo impegnati in questa battaglia per il no a questo referendum. 10.000 ragioni. Il nostro problema è appunto riuscire a estrinsecare tutte queste 10.000 ragioni. Però penso che gran parte di quello che ha detto Giovanna lo condivido. Non condivido il fatto che sono pessimista questa volta, in genere io sono ottimista, perché quello che hanno seminato le classi dominanti in questi 30 anni di fatto prescinde anche dalla volontà delle forze politiche attuali. Che il PD dica una cosa piuttosto che un'altra, penso che non provocherà nessun mutamento della decisione, a prescindere degli italiani, che ormai si sono, come dire, ammansiti, purtroppo, e quindi hanno accettato questo ruolo di spettatori, e anche quelli che ci governano hanno accettato, come i ladri di Pisa, di far finta che ci siano dei blocchi di alternanza, così li chiamano loro, per fare gli interessi della stessa classe dominante. E quindi questo in prospettiva e nel lungo tempo è il problema grosso che abbiamo. Al di là di questo referendum e al di là della possibile rappresentanza che dovrebbe tornare ovviamente a una rappresentanza puramente proporzionale, perché il problema non è tanto, non è solo delle rappresentanze territoriali. A questo proposito noi siamo penalizzati, ma in Molise per eleggere un senatore ci vorrebbe il 33%, pensate un po', ma della rappresentanza sociale, proprio degli strati della società, che quindi in questi decenni sono stati esclusi, e tanto è vero che la gran parte, una buona parte, di quelli che non vanno più a votare sono elettori che sentono, giustamente dal loro punto di vista, rassegnandosi, di non poter comunque essere rappresentati, ma non in quanto singoli, in quanto facenti parte di un blocco sociale, di uno strato sociale che non è più rappresentato. E quindi il nostro problema è una lotta di lunga lena. E come spesso accade poi, ovviamente, l'innesco di questo processo di rinascita di una lotta può avvenire anche perché ci danno l'occasione i padroni, ecco, così come quando facevamo le fabbriche, e poi è chiaro che venivano fuori i conflitti di classe e la gente prendeva, i pastori prendevano coscienza da operai, ecco, in questo senso. E quindi noi potremmo continuare questa battaglia, però tenendo presente che non possiamo fare le battaglie così, come dire, isolate, puntuali nel tempo, facendo il nostro bravo esercizio di militanti della sinistra, ma dovremo davvero rimboccarci le maniche e metterci tutti i piedi nel piatto ed avere anche l'obiettivo di poterlo modificare questo sistema in Italia. Ecco. Quindi la prospettiva di lunga lena è quella di combattere un avversario che ancora è indistinto, perché si parla dei partiti, però di fatto anche quelli presunti grandi non indirizzano più niente, possono tutt'al più lisciare il pelo a seconda di come va il vento e di come pretendono le classi dominanti. Ecco, se noi non ci mettiamo in quest'ottica e non pensiamo in prospettiva di ricostituire un fronte di classe, non in termini, come dire, tardo sessantottini, però, come dire, anche rinverdendo, come dire, qualche spirito
più di lotta e più di militanza e più di anche di impegno personale. Perché a sinistra, ahimè, è invalso che qualcuno si occupa di qualche cosa, io sono sempre con voi, e però non faccio nulla. Sì, io ho sentito con molta attenzione la introduzione, le due introduzioni. Ho seguito all'inizio in particolare le affermazioni di Giovanna Angius, lo stato d'animo che molti di noi hanno passato, ancora anche prima del referendum. Il referendum ci sta chiamando a un'altra cosa, una decisione, a maturare una decisione e ad esprimersi rispetto a questa decisione. E su questo naturalmente abbiamo mille ragioni proprio per votare no, anch'io cercherò di dire. Però purtroppo siamo arrivati praticamente alla fine, alla scadenza. C'è stata forse un'organizzazione di assemblee nel paese, nei nostri paesi, non c'è stato niente, totalmente impreparati a farlo. Facevo anche un paragone ai vecchi referendum che ci sono stati in Italia, molto importanti, che ha visto l'intero paese discutere su alcuni referendum che ci sono stati, all'intero paese, con forze molto chiaramente schierate. Se una modifica di Costituzione come questa, o come altre, che pure possono avvenire, deve coinvolgere in una discussione tutto il paese. Perché stiamo parlando della Costituzione, della Carta Costituzionale, dei guasti che può creare in questo caso se dovesse passare il sì. La prima cosa assurda per cui bisogna respingere un referendum, anche per il modo in cui ci si è arrivati, per il modo in cui la gente va a votare senza avere un senso critico sufficiente di ciò che c'è in discussione. Di ciò che c'è in discussione. Certo, noi dobbiamo fare il possibile nel poco tempo che abbiamo. Ringraziamo l'ANPI per questa discussione che avrebbero dovuto fare altri partiti. In particolare mi riferisco ai partiti della sinistra, ai partiti progressisti, anche ammettendo, io non le ammetto, ma pur ammettendo che all'interno dei partiti del grande schieramento che ci possa essere in Italia, anche con orientamenti diversi, il dovere principale era discutere e chiamare la gente coscientemente e essere messa nella condizione di poter esprimere un ragionamento razionale. Questo non c'è, si sta allontanando questo tipo di organizzazione dei partiti. Io non è che posso dire come ne usciamo. Io posso dire e affermare che siamo in un guaio terribile. Siamo in un guaio terribile. Che in Italia c'è stata, in alcune regioni in particolare, l'allontanamento della politica. In particolare della sacca progressista e anche di sinistra, compagni, amici che noi stessi conosciamo anche dalla nostra città, che si sono ritirati a vita privata. Guardate, io ritengo che stiamo vivendo in Italia, oltre il referendum, una situazione, oltre, come dicevi tu, ci sono delle questioni che troveremo ad affrontare
In che modo quindi dobbiamo rimotivare, dopo il ventennio berlusconiano che ha praticamente creato nel DNA la precarietà dei giovani, vita naturale durante, l'assenza di prospettiva, l'assenza di possibilità del lavoro, della dignità della persona, dello stato sociale sempre più impoveriti, della sanità che è stata rimessa in discussione, della scuola che ha avuto i tagli che abbiamo, tutte le cose che conosciamo noi. Questo è avvenuto in questo momento. E a questo noi siamo chiamati e dobbiamo cercare di dare delle risposte. E quindi chiedere la partecipazione della gente, soprattutto per le cose importanti. Qui viene chiamato tutto il paese, con un populismo che si è scatenato contro la casta, o come la volevano chiamare, e che poi quando sono andati a governare abbiamo visto la capacità politica. Io ritengo che la politica, per farla, occorre molta preparazione, molta dedizione alla conoscenza, di mettersi a disposizione del proprio partito che lo ha espresso, per andare poi a comunicare con le persone nel territorio. E oggi stiamo tornando a questo. Io non intravedo un'altra strada. Non so quali altri metodi possano esserci, forse ce ne saranno. Non si farà più come in passato, non lo so. Ma comunque bisognerà trovare nuovamente questa via. La comunicazione interrotta bisogna che si riprenda. Bisogna ridare coscienza. Certo, la gente oggi se lo chiede più di prima. Chiede la preparazione, chiede la presenza, ci chiede spiegazioni, dobbiamo dare spiegazioni. E in particolare la devono dare chi fa politica attiva. I parlamentari hanno sempre preso molto, noi diciamo forse troppo. Il punto è che nei decenni passati una parte rilevante di ciò che prendevano andava al partito e si pagavano le spese per fare l'attività politica e si pagava anche qualche funzionario a fare il lavoro negli uffici territoriali. Questo era la politica. E si andava nei territori, quando si tornava il venerdì sera da Roma, si andava a fare assemblee nella gente. Questa assemblea è piena. Sì, per concludere. È piena perché vuole sapere. E naturalmente ognuno di noi si farà di tutto per chiamarne altri al voto del no. Si farà in modo di tutto quello che possiamo fare sarà fatto. Ma c'è la domanda di fondo che naturalmente dovrà essere costruita nel tempo, nei modi che saranno possibili, ma che comunque dovrà essere fatta. Perché risposte noi proponiamo a dare una linea, un'idea anche di società, va bene? Quindi naturalmente saremo tutti impegnati a cercare di ricostruire e di recuperare la partecipazione attiva. Allora, io non lo so se vincerà il sì o il no. Non so se vincerà il sì o il no. Penso che la partita sia aperta e penso però che se anche andasse male, ogni no di più, anche uno, sarà importante per indicare che almeno c'è stata una reazione in questo paese, che almeno non è passato così tutto liscio, capito? Che questi prendono, tagliano il Parlamento, che è l'istituzione centrale nella nostra democrazia parlamentare, e la gente se ne frega. Quindi veramente un invito fino a lunedì mattina a chiamare le persone a dire per favore vai a votare no. Io mi ricordo quando con Giovanna Angius siamo andati all'Assemblea Nazionale dei Comitati per il No del 2016.
e ci chiedevamo: ma com'è possibile che abbiamo vinto? Com'è possibile? Non avevamo giornali, non avevamo soldi, non avevamo partiti, non avevamo nulla. E lì dice, qualcuno ha tirato fuori l'espressione: abbiamo vinto facendo come le formiche, cioè andando a raccogliere il singolo voto, a fare assemblee con 3-4 persone, eccetera. Non è stato possibile fare questo, ma non è che non è stato possibile perché il destino è così, non è stato possibile perché hanno voluto che non fosse possibile. Ed una, lo diceva prima qualcuno prima, una delle tante ragioni per rifiutare questa cosa qui è perché è indecente il modo in cui si è arrivati a questo referendum. Qui ci sono facce amiche, qui molte delle persone che vedo qui erano assieme a noi nel 2016 a fare la campagna referendaria, quindi io credo qui che non ci sia nessuno da convincere, elencando le tante possibili ragioni del no. C'è da riflettere però come siamo arrivati qui per vedere come andare oltre. Quello schifo di percorso parlamentare che ha fatto questa riforma. Ma come fa un partito a votare 3 volte no e poi la quarta sì, e uno a votare 3 volte sì e la quarta no? Ma com'è possibile? Per chiederci da dove arriva il discredito del Parlamento, perché non è che neanche questo è il destino, neanche questo piove dal cielo. Come fanno questi a giocarsi una riforma costituzionale sulla questione del lo facciamo o non lo facciamo il governo? Su quello se l'hanno giocato. Ed ora qualcuno si lamenta perché pare che il risultato del referendario verrà usato come una clava sui 5 Stelle per colpire, colpa loro. Loro hanno usato una riforma parlamentare come la propria bandierina per rinvigorire, capito, gli entusiasmi che stavano perdendo i loro elettori dopo averli visti governare per 2 anni. Questo è successo. Quindi contestualizziamo il referendum. È nato, ha avuto quel percorso parlamentare e non l'ultimo passo, purtroppo, perché temo che di passi ce ne saranno altri, però il passo più recente, l'ultimo nel senso di più recente verso questo processo di degenerazione di quella che ancora noi stiamo chiamando per buona volontà, la stiamo chiamando ancora democrazia, però con le leggi elettorali che con le quali abbiamo votato e stiamo votando, difficile chiamarla ancora così, perché questo è un paese che ha votato 2 volte il Parlamento con una legge elettorale incostituzionale. 2 volte, 2 parlamenti, il che vuol dire 2 presidenti della Repubblica, o uno, non mi ricordo, il che vuol dire una Corte Costituzionale nata così da un voto incostituzionale. Cioè c'è una cultura ormai della antidemocratica, una cultura della incostituzionalità, purtroppo. Ed è chiaro che qui ha molta facilità di presa questo soffiare sul vento dell'antipolitica, in modo che le persone ignorino il loro stare male, o meglio, non possono ignorare le persone, il fatto che non c'è lavoro, che un giovane non può sviluppare un loro progetto di vita, che sta diventando impossibile curarci, che andremo a lavorare fino a 70 anni. Le persone non lo possono ignorare questo, ma il bersaglio sulla responsabilità di queste cose, questo sì che è stato possibile spostarlo, purtroppo. E dunque, prima erano i consigli provinciali, sembrava che le province erano il male assoluto, tutta colpa loro, gli sprechi, eccetera. Adesso ci sono le province con i loro commissari vergognosi lì
7-8 anni senza avere mai vinto un'elezione, c'è tutto, ci sono tutti gli apparati, tranne quella parte della provincia che era eletta. Bel risultato, ok, bel risultato, e così via, tutte le leggi elettorali. Quindi che cosa c'è da fare secondo me? Uno, chiedersi se siamo alla soglia di non ritorno e rispondersi di no. Dovunque siamo, rispondersi di no, perché non possiamo permetterci di tirare i remi in barca, perché comunque di peggio c'è. La storia ce lo dimostra che di peggio, di molto peggio c'è. E quindi credo che ognuno in questo momento debba riversare impegno a salvare il salvabile. In questo caso a salvare lo strumento Parlamento contro ogni demerito di chi siede lì in questo momento. Salvare lo strumento, riversare impegno nella politica, nelle amministrative, non tirarsi indietro e cercare di coagularla un'area politica che si incontra solo in queste occasioni e che non è minoritaria, perché abbiamo leggi elettorali che fanno governare false maggioranze, perché l'Italia è un posto dove il 50% non va a votare, poi il 20% è fatto fuori attraverso meccanismi di sbarramenti, premi, eccetera. Allora quelle non sono maggioranze, le maggioranze sono fuori, qui sono, e però le dobbiamo coagulare. Grazie. No. Allora, si sente? Ecco. Oh. Allora, riparto dal discorso introduttivo di Giovanna Angius riguardo alla tentazione verso il sì. Io questa sensazione non l'ho mai avuta. Forse perché Giovanna è più dialettica, mentre invece io avevo ricevuto, e lo ricordo ancora, dopo anni, da un carissimo amico, il rimprovero quasi paterno quando mi diceva: tu sei sempre il solito fazioso. Ecco, e questo è stato il più bel complimento che io abbia ricevuto nella mia vita. Oh, quindi ecco, io da fazioso, il solito fazioso, sono stato sempre per il no. Anche perché, senza voler fare dell'intellettualismo, mi ricordo sempre il detto di Albert Camus, che diceva che il no è la forma più elevata di affermazione. Allora, vediamo, comunque, ecco, partendo da questo discorso, secondo me bisogna, cioè si è parlato di fatti del berlusconismo, cioè secondo me bisogna andare anche più lontano. Cioè nella realtà, nella storia costituzionale in Italia c'è sempre stata il golpismo. È stato sempre presente il golpismo, con il golpismo sanguinario. Portella delle Ginestre, il 7 luglio del 60 a Reggio Emilia, di cui non parla più nessuno, salvo qualche celebrazione così, insomma, formale nella stessa città di Reggio Emilia. Ma il golpismo esiste anche
esiste anche il golpismo che si realizza senza armi. E forse questo golpismo è ancora più pericoloso, perché cammina su presupposti pseudo-culturali, cammina facendo, ottenebrando le menti della gente e distruggendo la cultura costituzionale, se mai è esistita, impedendo che questa si sviluppi. Allora, perché si doveva, quali sono anche altri presupposti, adesso altri presupposti storici, ecco, più recenti, al di là del berlusconismo, tra la riduzione dei parlamentari, pochi ricordano, era contenuta nel piano di rinascita democratica della loggia P2, massonica, eversiva, terrorista e filoatlantica. Quindi c'è un disegno golpista che continua la guerra con mezzi diversi. E i mezzi diversi oggi sono quelli che ci vengono propinati da Salvini e da Di Maio, perché Di Maio è l'altra faccia di Salvini e Salvini è l'altra faccia di Di Maio. Quindi si vuole arrivare alla riduzione, ad un parlamentino sotto stretto controllo per approvare più velocemente misure anti-operaie e antipopolari all'interno della crisi capitalistica. Quindi siamo di fronte ad un disegno perverso, che deve condurre ad una forma di dittatura, di oligarchia, e gli stessi fautori dell'oligarchia ci dicono che questo è il primo passo. Quindi vediamo, adesso facciamo il sì, poi tutto il resto verrà dopo. Questo è il primo passo. E hanno ragione, perché questo è il primo passo verso il salto nel buio di cui non riusciamo neanche a prevedere tutte le possibili, tutti i possibili sviluppi. Allora, i partiti sono, per essere breve, sono comitati d'affari, e quindi è questo che spinge la gente, che suscita quelle reazioni verso i parlamentari, come quelle nonostante la sua compostezza, che Giovanna prova verso i parlamentari, però il rimedio non può essere, o meglio, qual è il rimedio contro il Parlamento? Non lo dico, però il rimedio radicale sarebbe trovare un nuovo Mussolini, che sostituisca il Parlamento, il che non mi sembra il migliore dei rimedi. Volevo dire un attimo soltanto che ci sono anche degli interventi sul referendum, l'ultimo che ho visto, insomma, che sono anche inaspettati. Io spero anche su queste cose inaspettate. C'è
sull'ortobene del 6 settembre è comparso un intervento di un tale Marcello Sedone, che non credo che non so chi sia, ma che comunque non milita nella sinistra. Ecco, appunto, non è dei nostri, però sì, con grande, come si dice, con grande dando prova di grande preparazione tecnica, mette in luce tutta la negatività di questa pseudo riforma costituzionale. Quindi bisogna anche cercare di contare in qualche modo sulla trasversalità, perché a volte arrivano dei discorsi utili anche da parti inaspettate. Costui dice solo due, perché scusi, sì, lo so, però questo, guarda, leggo solamente la parte finale di nella provincia, nella diocesi arriva. Allora, la riduzione del numero dei parlamentari farà schizzare in alto le quotazioni in quel mercato delle vacche, dove guazzano governi appesi ad un paio di voti di fiducia. La democrazia è anche una questione di numeri, ma se gli manca l'ossigeno della politica è morta. Quindi ecco. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Qualche minuto devo spendere come presidente dell'ANPI per comunicare che tutte queste iniziative sono dovute appunto al nostro impegno, alla nostra organizzazione, e come tutte le cose non ci piovono dal cielo, ma sono frutto appunto del nostro lavoro, del nostro impegno e di ciò che noi riusciamo ad ottenere dalle nostre attività. Una delle promozioni che abbiamo già fatto è questo libro. Questo libro è Noi partigiani, God Lerner, che è qui disponibile a 15 euro per chi lo volesse acquistare. Si tratta di quelle famose interviste che God Lerner ha fatto quest'estate con i partigiani ancora sopravvissuti, e qui raccontano la loro storia, che ho letto, e ritengo che sia estremamente interessante e importante, e io lo interpreto questo libro come un'arma di difesa, un qualcosa che ci serve proprio per la nostra militanza e per la difesa della Costituzione e della democrazia, perché ci ricorda che nulla ci è stato regalato, ma tutto è stato conquistato. Oltre a questo, ho portato anche le tessere per chi non avesse ancora rinnovato la tessera del 2020 o chi volesse iscriversi. Le tessere sono qui a disposizione, che dopo questo dibattito si possono, come dire, iscrivere. Detto questo, fuori tempo, spero. Dicendo fuori tempo, insomma, concedimi un po', se non altro. Allora, quando ci sono eventi importanti, quando si parla di trasformazione, quando si parla di una società che va incontro dei grandi cambiamenti, si usano appunto due parole: cambiamento e riforma. Adesso che siamo un po' più esperti a sentire queste parole da certi big della politica, sa perché si raddrizzano subito le antenne, per capire cosa significa per questi riforma e cambiamento. Allora, queste due parole sono state utilizzate quando si parlava della grande riforma del lavoro.
Di questa riforma cosa ci ricordiamo? Jobs Act e precarietà del lavoro. Riforma e cambiamento della società, della sanità. Questo cosa ricordiamo? Ricordiamo la privatizzazione, l'aziendalizzazione, riforma della scuola. E ancora oggi si combatte perché non si riesce a sanare i mali storici della scuola, come il reclutamento, gli spazi didattici e quant'altro è necessario perché una scuola veramente per tutti, per il diritto allo studio, sia veramente concreto e praticabile. E tutto questo non esiste. Quindi, oggi che sentiamo nuovamente queste due parole, cambiamento, grande cambiamento sociale e riforma, e lo dico in occasione proprio di questo referendum. Un referendum che già, come è stato detto molto chiaramente da chi mi ha preceduto, è un referendum come gli altri referendum che abbiamo appunto abbiamo risposto, insomma, e sono sempre stati dei referendum che servono comunque a demolire la Costituzione, a demolire quella che è la carta fondamentale e che ci ha dato fino ad oggi la possibilità di esprimerci, di essere liberi, di essere, come dire, di praticare in un certo qual modo la democrazia. Evidentemente tutto questo continua a non andare bene e quindi si vuole fare il cambiamento, si vuole fare la riforma cambiando la carta costituzionale. E sono appunto queste due parole che puntualmente ritornano in queste circostanze. Però la cosa peggiore è che comunque con questo voto che noi andremo a esprimere il 20 e il 21 è un voto che è sostanzialmente un voto al buio, perché questo referendum doveva essere preceduto da ben altre cose. Intanto da una legge elettorale che permettesse o che permetta ai territori che sono esclusi, che verranno esclusi nel caso della vittoria del sì, che verranno esclusi dal Parlamento, e quindi doveva esserci una legge per supplire questa mancanza. Quindi, e qual è la legge più opportuna? Dovrebbe essere proprio una legge proporzionale, ma una legge proporzionale non con il 5%, non una legge proporzionale con i listini votati, con i listini bloccati. Tutto questo non ha comunque senso, perché comunque la gente, cioè comunque molti territori verrebbero esclusi, molti rappresentanti non verrebbero eletti. No, non è possibile essere eletti, e mi riferisco soprattutto alle piccole organizzazioni politiche che comunque ci sono, e alle piccole organizzazioni di livello locale che comunque ci sono e che hanno diritto di essere rappresentati nel Parlamento, ma non con un diritto di tribuna che non serve a niente, per cui pare che questa sia una concessione che dovrebbe arrivare, non so a cosa potrebbe servire, ma realmente essere rappresentati nel Parlamento. Io credo che con queste leggi, con questo referendum, ma d'altronde anche quello che ci ha preceduto, quello del 2016, siano dei referendum che comunque ci stanno accompagnando verso una repubblica presidenziale. Questi sono i passi che iniziano ad andare avanti per portarci proprio a questa soluzione. Perché questo è dimostrato, e oggi ci sono degli esempi, mi limito a citare questo per concludere. Oggi il nostro Parlamento non svolge le sue funzioni secondo il mandato costituzionale, secondo il mandato che il popolo gli ha dato. Oggi questo Parlamento, parlano di emergenza sanitaria, questo e quest'altro, ma è già che prima che si verificasse anche questa questione della pandemia, il Parlamento va avanti per decreti legge, il Parlamento va avanti per voti di fiducia, i voti di fiducia vanno avanti perché altrimenti perdono veramente la poltrona, quella poltrona di cui l'antiparlamentarismo dei 5 Stelle tanto parlano. Vanno avanti per i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ma dove vogliamo arrivare? Questa, secondo me, è la via verso una repubblica presidenziale. Un'ultima cosa la voglio dire sui risparmi, perché il Movimento 5 Stelle, questo bisogna dirlo, il Movimento 5 Stelle è diventato il partito di maggioranza relativa e quindi ha pieni poteri, è entrato nel nostro Parlamento e ha vinto una campagna elettorale parlando di tagli e di risparmi, ha parlato di tagli sì dei parlamentari, però ha parlato anche di tagli dei tagli dei militari, ha parlato dei tagli delle cosiddette indennità dei parlamentari, hanno parlato tanto di evasione fiscale, ma di tutto questo non si vede nulla. Eppure per poter accumulare il taglio che si otterrebbe dai parlamentari, dal taglio dei parlamentari, basta che non comprino 3 F-35, che sono 600 milioni, 200 milioni ciascuno di questi. Quindi, voglio dire, è un referendum che fondamentalmente è falso, è un referendum che veramente va a, come dire, a facilitare la casta e quindi continuare a governare come ci stanno a governare. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Dunque, io vorrei riallacciarmi al discorso che hanno fatto sia Roberto Loddo che Favore sulla questione del progetto che c'è alle spalle di questo tentativo di riforma costituzionale. Cioè, secondo il mio punto di vista, non sono mai stato un dietrologo politico e nemmeno un apocalittico, diciamo così. Però secondo me il disegno è reale, cioè le forze del capitale, le forze liberiste, le forze che finora hanno dominato in sostanza, non erano riuscite a dare la spallata finale perché non avevano, come dire, uno strumento importante che, non vorrei essere troppo duro, mi dispiace pure perché ho degli amici in quella forza politica, che viene rappresentato dal Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle in sostanza sta aprendo la strada in Italia a quella spallata finale, definitiva, alla Costituzione italiana, che è una delle più, come dire, più importanti d'Europa, una delle più complete, una delle più definite, ovviamente una delle più disapplicate, inapplicate, e quindi questo lo sappiamo. Bene, con questo strumento, cioè con questo strumento parlamentare, che sono appunto i 5 Stelle, finalmente per loro, stiamo arrivando al dunque, e cioè al fatto che la nostra Costituzione e il nostro Parlamento finalmente potranno ricevere un colpo, non dico definitivo, ma comunque che aprirà la strada a degli eventi nefasti. D'altro canto, ci ricordiamo bene le affermazioni di Beppe Grillo di qualche anno fa, quando affermava che il Parlamento è inutile, in sostanza, o quelle più recenti che sono state fatte da esponenti dello stesso movimento. La cosa che fa veramente rabbia, che mi fa rabbia veramente, è vedere un partito che si definisce di sinistra e che io definisco di pseudo-sinistra, anzi non di sinistra, ma sicuramente un partito di centro a questo punto, se vogliamo essere buoni, che mi riferisco al PD ovviamente, che non ha fatto altro che in pratica sostenere e in maniera ambigua portare avanti questo progetto insieme al Movimento 5 Stelle. Quindi, concludendo il discorso, perché tutte le cose interessanti sono già state dette e non voglio ripetere le cose dette agli altri, non stiamo soltanto difendendo, secondo me, un numero di parlamentari e quindi giustamente la rappresentanza, ma stiamo cercando, secondo me, con il no, di difendere la democrazia contro l'oligarchia o addirittura contro la dittatura. Grazie.
Buonasera. Intanto veramente ringrazio, ma col cuore, l'ANPI, il Comitato per il No, e l'altra comitato, scusate, non ricordo, sì, in rappresentanza? Vabbè, libera cittadina. Comunque, veramente ringrazio, no, non avevo capito. Comunque, allora diciamo, già va, ringrazio voi che oggi ci avete condotto a riflettere e a discutere. Io voglio soltanto sottolineare una cosa, sono l'ultima dunque posso toccare, sono in città, 2 iniziative sono state realizzate, di riflessione sul sì o sul no, di una proposta di riorganizzazione dell'assetto parlamentare. Ieri sera c'è stato da parte di un'associazione RES, mi sembra, non mi ricordo il nome, di un'associazione di volontariato che ha organizzato nei giardini della Sebastiano Satta un convegno dove c'era la voce del sì e la voce del no. Il numero di presenti in quell'evento era esattamente la metà di questo. Io l'ho vista in televisione, non sono andata. Non conosco neanche le ragioni che hanno sostenuti Cucca e l'altro non mi ricordo il nome, e il 5 Stelle, Torrefino si chiama, no, non è Salvatore Feno, del senatore Feno. Comunque quello che mi ha colpito è il fatto che ci fosse una presenza ridotta al minimo. Ricordo che le grandi battaglie per il referendum avevano visto una mobilitazione di popolo e di vertici di partiti, cosa che oggi è assente, per una riorganizzazione del sistema che, avete detto tutti, non è semplice, non è una passeggiata, è un sistema, è una riorganizzazione che io, dal mio punto di vista, vedo semplicemente come un attentato a un sistema democratico perfettamente equilibrato di rappresentanza territoriale, sociale e politica costruita dai nostri padri costituenti. Un sistema fatto di equilibri, di pesi e contrappesi che ci ha permesso di arrivare con difficoltà anche al 2020. Quando è partita la proposta da parte dei 5 Stelle di questo taglio di parlamentari, identificando nel numero eccessivo di parlamentari tutti i disastri dell'Italia, io mi chiedo come mai i 5 Stelle hanno avuto un così alto successo? Perché il fatto che oggi abbia una maggioranza ampia nel Parlamento vuol dire che i 5 Stelle hanno saputo intercettare e incontrare il malessere del popolo, della gente. Perché chiaramente i voti presi dalle 5 Stelle di protesta contro una casta, contro un sistema di partiti che poco alla volta hanno ridotto l'esercizio democratico diretto, chiaramente non è un merito delle 5 Stelle, del partito dei 5 Stelle, è un demerito delle forze democratiche, tra virgolette, rappresentative. Noi ci troviamo a sostenere un percorso di rifiuto di un sistema. Io non so come, io sono seriamente preoccupata, parrebbe scontato il successo del sì. Però mi auguro che il successo del sì abbia un margine molto ridotto rispetto ai no che andremo a votare, perché il mio timore è che i no non andranno a votare. Questa è una mia preoccupazione. Allora, davanti a una sconfitta sia numerica, quantitativa e qualitativa dei no, sì, sicuramente ci dovremmo seriamente preoccupare, come abbiamo detto un pochino tutti, forse l'inizio, forse lo stavi dicendo proprio tu, che è l'inizio di un percorso che porta a un sistema di controllo oligarchico fortissimo. Io sono convinta che se dovessero vincere, intanto che questa proposta di riorganizzazione sia un attentato alla rappresentanza territoriale. Circoscrizioni molto più grandi, con un numero di elettori più grandi, vuol dire che i territori più piccoli saranno meno rappresentanza. Un attacco alla rappresentanza delle minoranze
organizzati in partiti e dalle classi meno abbienti. Una circoscrizione molto grande vuole risorse economiche per fare la campagna elettorale che il lavoratore, l'operaio, il popolo non può affrontare, per usare termini vecchi che sono nuovi. Per cui tutta la società fatta di piccole partite, di disoccupati, sottoccupati, eccetera, eccetera, non potrebbero mai neanche pensare di poter arrivare in Parlamento per gli interessi del popolo. Avremo un rafforzamento delle burocrazie dei partiti, delle coalizioni forti di partiti come stiamo assistendo, e soprattutto il mio timore è di quelle oligarchie economiche che trasversalmente si stanno governando, perché dentro i partiti, qualsiasi denominazione abbiano, io lo vedo nella piccola città di Nuoro e mi immagino a dimensione regionale e nazionale. Ci sono soggetti, persone, uomini, pochissime donne, che governano in silenzio la città, la regione e il territorio nazionale, che si trovano oggi schierati in un partito politico, ma sarebbero potuto essere tranquillamente, e potrebbero essere tranquillamente nell'altro partito politico. Persone che non appartengono a un sistema perché credono in quei valori, ma perché hanno trovato i varchi di esercizio di potere personale individuale fortissimi. Questa è una mia profonda convinzione. Perché io comunque, riconoscendo nel Partito Democratico il risultato di un percorso storico dove sarebbero dovuti andare a costruire molto di noi, espressione di quelli che era la difesa dei diritti del popolo, io trovo oggi rappresentanti di quelle partiti, di quelle organizzazioni, persone che molto probabilmente non hanno la concezione di cosa, e neanche il concetto di cosa sia il popolo, il lavoratore, l'operaio. Sono concetti lontani. Quando vedo i nostri rappresentanti politici vivere di politica, allora quello è stato l'inizio, secondo me, di un degrado della politica, di un sistema articolato per difendere gli interessi di gruppi organizzati. A me spaventa veramente che trasversalmente ai partiti, alle organizzazioni, alle coalizioni ci siano poteri forti di natura economica e anche di natura un pochino più articolata, più difficile da definire, che non voglio neanche esplicitare perché sarebbe veramente inopportuno, però sicuramente avremo un controllo del tessuto sociale, organizzativo, culturale del territorio, dove noi, che rappresentiamo veramente i vecchi valori antichi di rispetto degli altri, di rispetto di chi è meno, degli esclusi, degli ultimi, faticosamente riusciremo ad affermare, a difendere e a portare avanti. Per cui io personalmente sono già da 10 giorni impegnata in telefonate personali, amici, parenti, e la risposta purtroppo che sto ricevendo è che non andranno a votare. Si restano 3 giorni, dovremmo dare un'accelerata per i contatti personali, per ridurre, scusate, la forbice tra sì e noi. Io mi sto ponendo questo obiettivo, perché io credo che alla fine la forza dei sì sia superiore a quello dei no. Per cui veramente vi ringrazio per l'opportunità che mi avete dato di esprimere il mio pensiero e soprattutto di ascoltare. Continuiamo, però vi devo ringraziare di cuore se, come già precedentemente detto, chi deve rinnovare la tessera dell'API si può avvicinare qui al banco, chi invece non si è mai iscritto lo faccia, abbiamo bisogno di noi, ricordatevi che l'API è il baluardo in difesa della democrazia e della Costituzione. Ora è sempre Resistenza, buona serata, c'è una comunicazione di Pierluigi Pugli. I rappresentanti del Comitato del No nei